3.000 nuovi casi di Covid in un giorno, come non accadeva da febbraio. La Regione ha aperto le prenotazioni per la quarta dose. La campagna potrebbe coinvolgere 400.000 persone. La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 24 milioni per sostenere la famiglia con un bonus di 500 euro per ogni figlio fino a 18 anni. Servirà a sostenere le spese delle attività extrascolastiche, limite ISEE di 30.000 euro. La riforma degli ITS, gli istituti tecnici superiori, in realtà l'ha approvata la Camera dei Deputati proprio nel giorno in cui in Carni è stato presentato un nuovo corso di studi per tecnici dell'energia. Udine onora i santi patroni Ermacora e Fortunato, fondarono la prima comunità cristiana del nord-est ed evangelizzarono il Friuli. Sono lì le radici delle patrie del Friuli, dice il sindaco Pietro Fontanini. Inizia male la stagione in bianconero per Leonardo Buttal, il calciatore portoghese, infatti rimediato una frattura alla tibia ed è stato oggi operato a Villa Stewart lungo lo stop. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento informativo qui su Telefriuli. Avete sentito i principali titoli con il Covid-19 che rialza la testa. L'epidemia torna quindi ad essere in primo piano con l'impennata del numero dei nuovi casi positivi, l'avvio di una nuova campagna vaccinale. La Regione ha deciso oggi di aprire le agende per la prenotazione della quarta dose di vaccino contro il Covid-19, ovvero il secondo booster, anche a tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni, ai soggetti fragili dai 12 anni. Teoricamente potrebbero essere coinvolte circa 400.000 persone, potrebbero essere attivati fino a 10 centri vaccinali. Scopriamo i particolari in questo primo servizio. Serve ancora il tempo tecnico per procedere alla somministrazione, ma le agende per la prenotazione della quarta dose rivolta agli over 60 e fragili over 12 sono già aperte. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta una riunione tecnica tra i vertici della sanità regionale e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi per fare il punto sull'allargamento della profilassi che riguarda circa 400.000 persone. Saranno sicuramente di meno, spiega Riccardi, visti i contagi di questo periodo. Tecnicamente deve arrivare la certificazione della delibera AIFA e la pubblicazione in Gazzetta. Contiamo comunque che arrivi già domani per procedere con le somministrazioni. La macchina organizzativa è attualmente operativa, i vaccini si possono prenotare tramite call center, CUP, farmacie e web app, saranno mRNA con una quantità maggiore di Pfizer e al momento sono operativi 5 centri. Siamo pronti, specifica il vicepresidente, ad attivarne 10, in relazione però alla domanda che dovrà essere dimensionata, attualmente di 3.000 dosi alla settimana, in quanto abbiamo forze limitate visto il contagio tra gli operatori, 1.000 quelli attualmente in isolamento. Sul fronte del coinvolgimento dei medici di medicina generale, domani i dipartimenti di prevenzione li incontreranno, conferma Riccardi, per vedere e capire con loro anche come procedere, perché potrebbero aiutarci a ridurre la pressione sul sistema. Intanto l'epidemia da coronavirus fa registrare numeri simili a quelli dello scorso inverno. Oggi i nuovi casi sono stati 3.037 su 11.750 tamponi molecolari e test antigenici processati. Era dallo scorso 3 febbraio, quando i casi positivi furono 3.149, che non si vedevano numeri così alti. Pandemia in crescita costante anche rispetto alla scorsa settimana. Martedì i nuovi casi positivi ne erano stati 2.607. Oggi le vittime sono state 3, tutte in provincia di Udine. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, le persone ricoverate con Covid in altri reparti sono invece 201. Un sostegno di 500 euro per ogni figlio. Dote Famiglia è il nuovo strumento finanziario presentato dal presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica e dall'assessore alla famiglia Alessia Rosolè. I particolari li ascoltiamo in questo servizio. Si chiama Dote Famiglia ed è la nuova misura strutturale presentata dalla Giunta regionale per fornire un supporto economico di 500 euro a figlio all'anno, 100 in più se disabile, ridotto se la famiglia è residente in regione da meno di 5 anni. Fin dal suo insediamento nel 2018, ha spiegato il presidente Massimiliano Federica, questa amministrazione ha lavorato un nuovo assetto delle politiche in favore delle famiglie. Oggi raccogliamo i frutti di questo grande sforzo e siamo la regione ai primi posti a livello nazionale. Le misure che abbiamo adottato rappresentano uno strumento concreto di crescita sociale ed economica
economica per il nostro territorio e le risorse sono passate dai 31,8 milioni del 2018 ai 70,7 milioni del 2022. Dote famiglia, ha precisato l'assessore Alessia Rosolen, è una misura strutturale sulla quale abbiamo investito 24 milioni di euro, nata per favorire l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie per sostenere i genitori nell'educazione dei figli. Il servizio è rivolto ai titolari della carta famiglia con ISEE pari o inferiore a 30.000 euro e residenza in Friuli, a Venezia Giulia da 24 mesi. Il contributo servirà per coprire le spese sostenute nel 2022 riguardanti centri estivi, babysitting, attività ludiche, sportive e culturali e attività di doposcuola, corsi di lingua, ripetizione, servizi culturali o percorsi di educazione artistica e musicale. Va inviata un'unica domanda allegando le spese sostenute per tutti i figli minori dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 a copertura dell'importo massimo di 500 euro. Una data importante è quella di oggi perché in Carni è nato il primo corso a livello regionale per la formazione dell'Energy Specialist, una figura altamente specializzata nella progettazione e nella gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'accordo è stato firmato oggi nella sede di Carnia Industrial Park, condiviso con i vertici dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine. Le iscrizioni sono aperte, i corsi della durata di quasi 2 anni inizieranno ad ottobre. Firmato nel pomeriggio a Tolmezzo un accordo fra la Fondazione MITS Malignani e la Carnia Industrial Park, un patto che ha come obiettivo il lancio del nuovo corso post-diploma per la figura di Energy Specialist che si formerà in meno di 2 anni nel Parco Tecnologico di Amaro. Una figura importante e attuale è quella del tecnico superiore per la progettazione e manutenzione di impianti energetici. L'ITS Malignani assieme a Carnia Industrial Park già da alcuni mesi hanno lavorato per creare un percorso formativo, la figura di un tecnico specializzato nel settore dell'energia. C'è bisogno di formare personale qualificato che in poco tempo possa entrare nel mondo industriale, nel mondo delle imprese. L'ITS è una grande opportunità che ha il Paese per poter sfornare questi tecnici. Anche se si vuole affrontare il PNRR con le giuste risorse, questo strumento è fondamentale. Si inizierà a ottobre, le iscrizioni sono ancora aperte. Le selezioni si terranno in 2 momenti diversi. Il primo momento è luglio e a tutti i giovani di mettersi in gioco in questo primo momento perché potranno accedere poi ai benefici dell'Agenzia per il diritto allo studio superiore, ma per chi fosse incerto e avesse qualche ripensamento c'è ancora la selezione di settembre. Ed è proprio nel giorno della presentazione a Tolmezzo del nuovo corso del MITS, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva con voto praticamente unanime la legge di riforma degli ITS. Allora vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Gli ITS sono i percorsi post-diploma per la formazione tecnica altamente qualificata, nati 11 anni fa. Con l'approvazione all'unanimità della nuova legge da parte della Camera, gli istituti tecnologici superiori ora diventano parte integrante del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Le ITS Academy, così si chiameranno d'ora in poi, potenzieranno la formazione professionalizzante. Ogni ITS Academy farà riferimento a una specifica area tecnologica, ora sono 6 ma presto aumenteranno, e offrirà un percorso per una formazione di elevate competenze, coerente con l'offerta lavorativa del territorio. L'attività formativa prevede che il 35% del monte orario riguardi stage aziendali e tirocini obbligatori, che potranno essere svolti anche all'estero. Recuperiamo così, commenta il capogruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, 50 anni di ritardo formando studenti in settore chiave come digitale e green. La cronaca, un vasto incendio divampato questo pomeriggio sulla collina che domina Bagnoli sulla Rosandra. Siamo al confine con la Slovenia. I vigili del fuoco sono impegnati da ora in operazioni di spegnimento delle fiamme. Con loro sono giunti anche i carabinieri, il corpo forestale e la protezione civile. Le fiamme stanno interessando anche un versante del monte San Michele, sempre sopra il territorio di Bagnoli. Incendio doloso la scorsa notte a Tolmezzo. Ignoti hanno incendiato 2 veicoli commerciali parcheggiati in via Garibaldi. Nell'episodio sono rimaste intossicate 2 persone. Allora vediamo i particolari in questo servizio.
C'è l'ombra del dolo dietro l'incendio che la notte scorsa ha distrutto 2 furgoni in via Garibaldi a Tolmezzo. I fumi della combustione hanno invaso i locali di una palazzina di 2 piani, dalla quale i vigili del fuoco hanno evacuato 2 giovani che per proteggersi si erano rifugiati nel bagno del loro alloggio. Entrambi, una volta portati dai pompieri all'esterno dello stabile, sono stati presi in carico dal personale sanitario. Avendo respirato i prodotti della combustione, sono stati trasportati all'ospedale per gli accertamenti del caso. L'incendio si è verificato alle 3:35. I vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti con 2 mezzi, poiché era stato segnalato il rogo di 2 furgoni. Giunti sul posto hanno trovato i 2 veicoli commerciali parcheggiati incendiati con una lingua di fuoco che, a causa della rottura del serbatoio di uno dei 2 mezzi con conseguente innesco del carburante fuoriuscito, aveva raggiunto altre 2 vetture parcheggiate poco distanti. I vigili del fuoco sono riusciti a spostare il più piccolo dei 2 furgoni prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme e hanno spento l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme alle altre 2 vetture. Il lavoro dei pompieri è terminato alle 6:30 con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti dall'incendio e con una verifica strumentale all'interno dei locali della palazzina che era stata invasa dal fumo, per scongiurare che ci fosse ancora la presenza di qualche sostanza nociva derivata dai prodotti della combustione. Sull'episodio indagano i carabinieri di Tolmezzo. Ancora un incendio e altre 2 persone sono rimaste intossicate. Questa volta l'episodio si è verificato a Porpetto. Ieri sera attorno alle 20:30 in via Verdi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. Prima di domare il rogo hanno fatto evacuare marito e moglie, entrambi 58enni, rimasti leggermente intossicati. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Palmanova che hanno avviato le opportune indagini. E di 2 feriti gravi invece il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alle 16 in A4. Siamo in autostrada nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova a seguito di un tamponamento tra un'auto, una moto e 2 motociclisti sono rimasti feriti. Per uno si è reso necessario il trasporto con l'elicottero all'ospedale di Udine. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco, autovie venete, polstrada e mezzi del soccorso meccanico. Traffico in tilt questa mattina sulla strada provinciale 4 Tresemane. Siamo nel comune di Tavagnacco. Per oltre un'ora a causa di un incidente i veicoli da e verso Udine sono dovuti transitare per le aree di sosta delle attività commerciali a fianco dell'arteria stradale. Il sinistro avvenuto poco prima delle 10 ha visto coinvolti 4 veicoli. 2 persone sono state trasportate in ospedale a Udine per accertamenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia locale di Tavagnacco, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a bonificare il luogo dove si è verificato il sinistro. Spaccata questa mattina invece ai danni di 2 auto in sosta. Siamo a Spessa di Cividale, mentre hanno in corso i funerali di Franco Zorzettig. Un malvivente, secondo le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza installata all'interno di una vettura, ha sfondato con una punta di diamante il finestrino. Ecco, queste sono le immagini che uno appunto dei protagonisti, di chi appunto si è visto infrangere il vetro della macchina, ci ha inviato. Sono appunto le immagini che sono anche poi al vaglio del commissariato della polizia di Cividale. Stavo dicendo che a quel punto è stato molto facile per lui aprire la portiera e quindi rubare borse e documenti ben nascosti. In un caso di fatto all'interno del borsello c'erano davvero degli auricolari, c'era un mazzo di chiavi, mentre all'interno dell'altra macchina c'era una borsa con all'interno documenti e anche dei soldi. Comunque sul caso, come dicevo prima, stavano indagando i poliziotti del commissariato di Cividale del Friuli. Raffica di furti in abitazione tra San Giorgio di Nogaro, Latisana e Tor Viscosa. Da 3 diverse abitazioni sono stati rubati gioielli e contanti per un valore complessivo di 22.000 euro. A San Giorgio ignotti hanno asportato monili d'oro per 10.000 euro. A Tor Viscosa è stato sottratto un anello con diamanti da 7.000 euro. A Latisana invece è stata fatta razzia di gioielli e denaro contante. L'ammontare del furto è di 4.500 euro. Indagini in questo caso da parte dei carabinieri. Prime sanzioni per chi non rispetta i turni di irrigazione. La siccità fa paura e giustamente i vari consorzi hanno deciso di dare delle regole che talvolta però non vengono rispettate. Sono state elevate dalle guardie giurate ingaggiate dal consorzio di bonifica Celina Meduna e riguardano bagnature appunto orarie. Una decina quelle registrate negli ultimi giorni. Messi davanti al fatto, gli agricoltori hanno provato ad accampare qualche scusa, ma Massimiliano Zanet, direttore del consorzio,
consorzio ha detto è impossibile sbagliarsi con le tabelle puntualmente aggiornate, di fatto tutto è in regola, quindi gli agricoltori devono stare maggiormente attenti, altrimenti appunto le sanzioni non solo continueranno ma saranno ancora più salate. Celebrati a Udine i santi patroni Ermacole e Fortunato, che fondarono la prima comunità cristiana del nord-est, ponendo le radici della patria dal Friuli. I particolari lo ascoltiamo in questo servizio. La Madonna del Monte Lussari e i santi patroni Ermacole e Fortunato continuano a proteggere il Friuli Venezia Giulia, come fece la Chiesa Madre d'Aquileia, una casa accogliente in grado di mantenere la sua specificità. È uno dei diversi riferimenti storici che hanno caratterizzato l'omelia del cardinale Dominique Mambert, che nella cattedrale di Udine ha celebrato la Santa Messa dedicata ai due patroni. Ha fatto dei riferimenti storici molto precisi a quelle che sono le radici del cristianesimo nel nostro Friuli. Un'omelia molto importante, anche una cerimonia importante per ricordare le radici cristiane del nostro popolo, che sono una mente forte, che hanno anche plasmato la nostra identità di friulani. Cerimonia accompagnata dal coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina e caratterizzata sia dall'utilizzo di formule originali aquileiesi che delle lingue friulana e slovena. Anche il credo che abbiamo recitato, un credo particolare, e anche noi che siamo eredi di questa chiesa e soprattutto che siamo friulani ci teniamo molto a essere non originali ma appartenere a qualcosa di particolare, di unico, che è il Friuli e il popolo friulano. Moimaco, Pordenone e San Dorligo della Valle sono tre dei comuni più ricicloni del Friuli Venezia Giulia. A dirlo è l'ultimo report di Legambiente che vede la nostra regione tra le migliori a livello nazionale. Il servizio. Pordenone è il capoluogo più riciclone del Friuli Venezia Giulia, con l'85,2% dei rifiuti differenziati e una produzione pro capite di secco residuo di 74,9 kg annui. A dirlo è il report elaborato da Legambiente sui dati del 2021. Ma se Pordenone fa bene, fa ancora meglio un altro comune della regione, Moimaco, che ha raggiunto l'88,8% di raccolta differenziata e una produzione di secco residuo di soli 33 kg l'anno a cittadino. Benissimo hanno fatto anche Chions con l'88,2% e Porcia 85,6%. Dopo Trentino Alto Adige 28,3% e Veneto 26,2%, il Friuli Venezia Giulia risulta la terza regione d'Italia a coinvolgere il maggior numero di cittadini nella raccolta differenziata. Sono il 18,9%, quasi un cittadino su 5, ed è sempre sul terzo gradino del podio per quanto riguarda i comuni definiti rifiuti free, ovvero con una produzione pro capite di rifiuti avviata a smaltimento inferiore ai 75 kg, il 18,1%. Menzione speciale infine è stata data a San Dorligo della Valle, cui è andato il premio Corepla per la qualità della sua raccolta differenziata. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha avviato l'iter per l'approvazione della legge che rivede la gestione degli impianti a fune. Durante i lavori presentata anche l'attività dello sportello antimobbing a cui si sono rivolte oltre 1000 persone in 3 anni. I particolari. È iniziato oggi in Consiglio regionale il percorso che porterà all'approvazione della legge che va a rivedere il mondo della montagna e in particolare sotto il profilo degli impianti. La norma è stata predisposta dalla Giunta regionale e dall'assessore Sergio Emidio Bini. Tra i relatori Stefano Mazzolini della Lega, che ha parlato di uno strumento di lavoro funzionale capace di incorporare in un unico testo normativo la disciplina della gestione della montagna regionale sotto il profilo degli interventi di gestione e dello sviluppo produttivo correlato al sistema turistico. Saranno coinvolti non solo i principali poli sciistici ma anche quelli minori come la Pradibosco, Pontebba o Paluzza. Gli impianti a fune saranno affidati a Promoturismo FVG, snellendo le possibilità di intervento e l'incremento fattivo del demanio sciabile. L'Aula ha convalidato l'elezione di Marco Pisani, subentrata alla slovesca Skupnost a Igor Gabrovec, eletto sindaco di Uina ed eletto Paolo Tomasin, proposto dal PD, a membro dell'Osservatorio regionale antimafia. Infine è stata presentata la relazione sull'Osservatorio antimobbing, che negli ultimi 3 anni di monitoraggio fino al 2021 ha visto più di 1000 colloqui, fornendo un sostegno prezioso a 348 utenti. I lavoratori domestici in Regione Friuli Venezia Giulia nel 2021 erano quasi 22.000, il 3,7% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta soprattutto di donne straniere. Allora sentiamo che cosa ci dice il nostro corrispondente in questo servizio.
Cresce in Friuli Venezia Giulia il numero dei lavoratori domestici. Le persone impiegate in prestazioni di carattere domestico nella nostra regione nel 2021 hanno sfiorato quota 22.000, il 3,7% in più rispetto all'anno precedente. A dirlo è il nuovo report dell'osservatorio INPS sul lavoro domestico in Italia. Entrando nel dettaglio, da noi lavorano prevalentemente donne, 20.000 contro meno di 2.000 uomini di nazionalità non italiana. Gli stranieri occupati lo scorso anno infatti erano 15.200 contro i 6.700 italiani. Il trend in aumento non riguarda solo la nostra regione. In Italia la crescita dei lavoratori domestici è salita del 2%, oltre 960.000 persone in tutto, rispetto al 2020. A determinarla sono stati l'emersione spontanea durante il lockdown per potersi spostare sul luogo di lavoro e il decreto rilancio che ha regolamentato l'emersione agevolata dagli stranieri, soprattutto extracomunitari. Parliamo di ambulanti di mercato, soprattutto quello di Pordenone, in riassegnazione degli stalli. La Federazione dei Venditori Ambulanti ha chiesto un incontro urgente, l'ha pure ottenuto all'amministrazione comunale della città del Noncello. Il timore è che gli ambulanti stessi possano essere penalizzati, ma da parte del vice sindaco Emanuele Loperfido c'è stata la rassicurazione nel voler tutelare le imprese storiche, una querelle che va avanti da diversi mesi. Il servizio. La riassegnazione dei posteggi del mercato di Pordenone non piace. La Federazione Italiana Venditori Ambulanti ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con l'amministrazione comunale. I rappresentanti della categoria hanno chiarito tutti i passaggi normativi attualmente in essere, sottolineando il disappunto sul fatto che nuovamente si debbano rivedere le normative nazionali. La FIVA, a tutti i livelli di interlocuzione, sta lavorando per trovare delle soluzioni meno impattanti economicamente a favore delle aziende, ben sapendo i vincoli della direttiva europea Bolkestein. Sono state avanzate alcune proposte di criteri che salvaguardino le imprese già operanti nei vari mercati e nelle fiere e sono state invitate le amministrazioni comunali ad attendere nuove linee guida di concerto tra il Mise e la Conferenza delle Regioni. Nel frattempo i comuni che non hanno avviato i procedimenti possono scegliere di consentire l'efficacia delle concessioni in essere, quindi prorogarle, ovvero già riassegnarle con le procedure di selezione, evidentemente a titolo provvisorio. Per quanto riguarda il mercato di Pordenone, il presidente regionale di FIVA, Andrea Maestrello, ha chiarito nell'incontro odierno col vice sindaco Emanuele Loperfido gli aspetti inerenti al nuovo bando, soprattutto perché non si capiva l'urgenza dell'apertura vista i termini del 31 dicembre del 2023 e i criteri nazionali in arrivo. È stato evidenziato fin da subito che non si tratta di una riassegnazione dei posteggi, ma di assegnazione su una nuova area mercatale, pertanto non è paragonabile ai vari rinnovi. La federazione è stata ampiamente assicurata che è intenzione dell'amministrazione tutelare le imprese storiche e frequentanti il mercato di Pordenone. La pandemia da Covid-19 ha sicuramente avuto tra gli effetti negativi quello di aver allontanato dalle associazioni i vari volontari. A lanciare l'allarme il presidente della Sogit di Grado, che con addetti e mezzi garantisce il servizio di emergenza sanitaria. Alessandro Marchesan afferma come al momento i volontari sono soltanto una quindicina. Si lavora, ci sono almeno facendo un po' i conti della serva ovviamente, perché al momento non ho la situazione completa sotto mano, comunque 12-15 interventi sicuri ogni giorno, tra giorno e notte, per cui purtroppo si lavora. Il Covid come è inciso? Il Covid è stata una brutta bestia, lo è ancora purtroppo, perché di case a Grado ne abbiamo un numero sufficientemente alto, ha inciso per quel che riguarda anche la nostra attività, perché ha allontanato parecchie persone che avrebbero potuto essere nostri volontari, in quanto sai benissimo che facendo i volontari in campo sanitario la cosa più ovvia è che devi frequentare gli ospedali e quindi persone, fra virgolette, malate. Conseguentemente la paura di poter contrarre il virus ha frenato tante persone nel venire a darci una mano. Ci trasferiamo adesso a Gorizia, dove quest'oggi è stato presentato il progetto sul ruolo storico della famiglia De Claricini nel Goriziano, un nuovo tassello nel mosaico in vista di Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Questo progetto vuole valorizzare la storia dei De Claricini del ramo austriaco, come si diceva una volta, o del ramo goriziano. Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto che si concretizzerà poi in podcast, invece che fare semplicemente libri o pubblicazioni. La Fondazione De Claricini Dorpacher finalmente fa un progetto anche fuori dalla sua sede naturale, ma lo fa sul territorio. Valorizzeremo questo ruolo collegando Bottenico di Moimacco, dove abbiamo la villa seicentesca,
al territorio del Goriziano, proprio in vista di Gorizia 2025, creando un circuito virtuoso da Cividale, Bottenicco fino a Gorizia. A Rivignano nasce invece un film del territorio. Nel cast anche il sindaco e il parroco del paese. Elisa Zatti, vicepresidente della compagnia teatrale Dring Delaide. Che cosa succede giovedì sera? C'è la proiezione del vostro film. Esatto, verrà proiettato Friul Baby Criminals, il film girato interamente a Rivignano Teor dalla compagnia appunto Dring Delaide. I protagonisti sono 6 ragazzini del territorio, tutte le sceneggiature scritte da Nicola Valentinis, quindi un componente storico del Dring Delaide, e sono intervenuti nella sceneggiatura anche gli attori storici. C'è questo conte che è interpretato da un ragazzino di 11 anni che purtroppo ha dei grossissimi problemi economici e insieme al diabolico maggiordomo Settimio capisce che per risollevarsi da questa crisi economica deve ricorrere solo a una cosa, cioè al matrimonio. Quindi lui diciamo che fa arrivare in un modo roccambolesco una sposa per risollevare tutti i suoi debiti e poi lì ne combinano di ogni. In questo film c'è un certo Mario Anzil, il sindaco, e anche un altro personaggio rappresentativo del territorio, ovvero sia Monsignor Brida. Mario Anzil all'inizio fa il sosia di se stesso e poi in realtà rappresenta il sindaco che insieme al parroco, quindi Don Paolo Brida, in realtà poi giudicano in qualche modo il protagonista. Tutto il territorio di Rivignano Teor è stato interessato dalle riprese, quindi in realtà il film abbraccia completamente tutto il nostro territorio e le immagini che sono state girate veramente lo rappresentano in tutta la sua essenza. Inizia male la stagione in bianconero per Leonardo Buta, il calciatore portoghese ha infatti rimediato una frattura alla tibia ed è stato operato oggi a Villa Stewart. Lungo stop per lui, se ne parlerà tra poco a Sport FVG. Spazio anche al Pordenone con le interviste a mister Di Carlo e a Magnaghi, tornato a Pordenone forte dei 16 gol realizzati la scorsa stagione. Era questa allora l'ultima notizia, l'informazione del telegiornale di Telefriuli termina qui. A voi tutti un buon proseguimento di serata con la nostra programmazione. Alla prossima!